e non ci perdo altro tempo. C'è un bottone per tornare indietro alla cartella precedente, quindi partiamo navigando in profondità e si discade. Vediamo il codice della scritta. Ok, allora qui ci sono un po' al di là, sono un po' le funzioni, vediamo di spiegarlo in maniera comprensiva. Partiamo da qua. Ok, document at the listener device ID. Questo è l'entry point della nostra applicazioncina. Tramite questa funzione Windows Request File System chiediamo l'accesso al file system. Local system persistent, ovvero andiamo al device, ai file veri e propri. C'è un'altra proprietà, local file system temporari, che dovrebbe essere, perlomeno a quanto dice la documentazione, mentre persistent vi garantisce che tutto quello che create rimarrà temporale, dovrebbe essere tipo la cartella tempo, insomma, quindi potrebbe essere pulito e non rimanerci magari alla sessione precedente. Vi può servire se dovete creare dei file all'interno dell'applicazione, che poi potete perdere una volta usciti. 0 è lo spazio, gli dite lo spazio che vi serve. 0 chiaramente vuol dire che ignora questo parametro, però vi serve per garantire, diciamo, uno spazio minimo, altrimenti vedete un messaggio d'errore. Chiaramente il messaggio d'errore viene notificato nell'error callback, che in questo caso per semplicità è un unico, siccome all'interno dell'API dei file i messaggi d'errore sono tutti uguali, ritornano il codice, ho fatto un unico metodo che gli passo 3 volte che mi serve, che è questo. Ok, nel callback invece del success callback viene tornato un oggetto file system che ha una proprietà root, che è la cartella principale, quella da cui potete cominciare